Fermato per l'intanto l'abbattimento dei 2 platani in Campo Sant'Agnese nel sestiere di Dorsoduro a Venezia. Tra polemiche e momenti di altissima tensione e l'intera area transennata di fatto chiusa dalle forze dell'ordine. 9 tra poliziotti, carabinieri e agenti del locale che hanno identificato, documenti alla mano, la maggior parte dei 25 ambientalisti presenti, tra attivisti, consiglieri di municipalità, semplici cittadini, studenti e chiunque era deciso a non abbandonare il campo già dalle 7 del mattino, orario della prevista capitozzatura. Alle 12:30 la situazione, fino a quel momento tenuta sotto controllo, comincia ad assumere un piglio che sembra andare nella direzione opposta. Vediamo che agenti delle forze dell'ordine, polizia e carabinieri adesso stanno veramente intimando agli attivisti di lasciare l'area, diversamente verranno portati via con la forza. Ci hanno preso i documenti, è per un buon motivo. Hanno chiesto i documenti? Sì, li abbiamo dati. Per un buon motivo. Sono una mamma, passo di qua spessissimo, più volte al giorno, i bambini che vanno a scuola qua. Questo è un posto per noi importantissimo, gli alberi che sono qua fanno parte di noi, sono come noi. Ci vogliono intimidire chiedendoci i documenti. La protesta degli ambientalisti perché la soppressione, a loro dire, sarebbe ingiustificata, contrariamente al parere dell'amministrazione comunale che prima del presidio pacifico aveva giudicato gli alberi in questione malati in modo irreversibile. Noi chiediamo una sospensione degli abbattimenti perché riteniamo che questi alberi possano essere salvati e quindi chiediamo di avere il tempo, sono 15 giorni per effettuare una controperizia. Sono ignoranti persino i tecnici che vengono qui a dirci che gli alberi non possono essere curati, questo ce l'ha detto stamattina la sedicente perita forestale, non possono essere curati, e poi parlano di sicurezza e guardate qui alle nostre spalle, da 25 giorni hanno lasciato questi alberi, questi rami che avevano tagliato 25 giorni fa, li hanno lasciati per terra. Alle 13:30 operai e forze dell'ordine desistano e abbandonano il campo, che nel pomeriggio diverrà teatro di incontro della prevista commissione di municipalità, proprio sul verde pubblico, che in contemporanea si tiene anche a San Lorenzo. Ad avere la meglio i manifestanti con i 2 platani ancora salvi, almeno per il momento. Quindi io vorrei, e tutti quanti noi vorremmo, che oltre alla perizia sull'albero venisse effettuato un controllo per quanto riguarda le nidificazioni.